Bella raga, ciao a tutti dal comandone veneziano, Siama Bernau e pole position come Diana. E poi non c'è niente da fare, sono veramente in uno stato di forma eccezionale. Ho dato 2 secondi e mezzo, veramente. Cioè, dominio pure voi, ma ragazzi, sapete che queste erano delle mie piste. E dopo inizia il filotto negativo, Dobbiamo vincere questa e poi far bene anche nelle gare dove ci sarà da combattere. Vai Cuba. Partenza perfetta di Veneziano che non perde neanche la prima posizione, ormai è una moto troppo superiore, tutta potenziata. Completato il motore, completato i freni, completato il telaio. Mancano solo 3 pacchetti delle sospensioni e poi abbiamo finito. Vai Cubes, spacca tutto. Poi possiamo fare l'ennesimo, sì l'ennesimo, il terzo trouble in carriera. Giro veloce, pole position e vittoria. Avrei bisogno di un quarta o di un Oliva Ascolana positivo, cioè se Kent mi arriva sempre secondo sarà comunque dura vincere. E meno male che mi è caduto in maniera devastante al Sachsenring, perché sennò erano dolori, non sarei neanche ancora prima. Aspetta che il Cume quando è in forma, ragazzi, più dura, anche se è chiaro che Oliver non doveva scorare secondo. Io non sono un pro, lo sapete ragazzi, cerco di fare il mio massimo per voi. Però vedo veramente i tifosi sulle gradinate sono sempre più esaltati questo veneziano. Ci sono delle voci che vogliono Comenda già in MotoGP, invece no, Veneziano l'ha detto, io voglio vincere in tutte le classi. E dopo dominare nella classe regina per anni e anni. Staremo a vedere, staremo a vedere. Tanto il Come se n'è già andato. C'è volta a bagare dietro, può succedere di tutto con tutta onestà. Vai Come, spacca tutto. Mamma mia ragazzi, sto massacrando gli avversari, quanto godo! Però potevano mettere come nella schermata televisiva anche i numeretti e a fianco al nome, cazzo, questa è l'apoteosi. Kent torna secondo purtroppo. Veneziano sta spingendo al massimo. Sa che anche questa vittoria è fondamentale. Bravo, Kuma, bravo. Sparo 4 secondi da Kent, povero Clark. Clark, hai trovato la tua criptonite, quanto godo. Kent vuole il secondo successo consecutivo in Moto 3. Ma Veneziano vuole fermarlo. In questo momento è lui leader del mondiale con 3 punti di vantaggio, niente praticamente. Buono, buono, noi stiamo gestendo la gara in maniera no sublime di più. Proprio Bernal è una gara che potrei farla anche a occhi chiusi. Good game come, good game. Ho trovato poca pioggia finora in questo mondiale, rispetto agli anni scorsi sono stato fortunato fino adesso. Ma dove sei, Clark, dove sei? Ma dove sei, Clark, dove sei? Very good, Cuba, very good. Dai che inizia l'ultimo giro, anche il fastest lap è mio, vediamo, andiamo a chiudere in 2 e 4. Meglio anche della qualifica mi sembra. Buono, buono.
Ma dove? Beh, proprio per noi sono le vittorie più colossali, veramente. E dopo il Cume si ferma qua in Repubblica Ceca a fare qualcosina, forse avete già capito cosa. Giocare, ragazzi, giocare a calcio, cosa avete capito? Dai, fate i bravi, dai. Dai che l'hashtag Cumendiano continua. Oh la 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 la. Che belle queste vittorie, sono le vittorie più belle. Non saranno mai stra emozionanti. Adesso vedi caduta, spacco il motore. Però sono veramente belle, cazzo. Perché adesso comincia la rottura di coglioni, nel senso adesso inizia il vero campionato. Il mio obiettivo l'ho centrato, stare davanti, essere il primo insomma con le gare favorevoli. Adesso devo gestire, anche se in realtà non devo gestire un cazzo, nel senso ho troppi pochi punti di vantaggio, però devo stare attento. Nelle gare sfavorevoli come può essere Misano non devo ritirarmi, non c'è niente da fare. Soprattutto non devo fare come in Malesia e Valencia 2 ritiri nelle ultime 2 gare della passata stagione, devo proprio evitarli. Non posso cadere più di una volta. Come sta portando a casa una vittoria paurosa. Mamma mia che massacro per il povero Kent. Bye bye Clark. Bye bye a tutti, signori. Il Comenda c'è. Il Comenda c'è. Oh yeah. Bravo Kuma. In attesa di Sporo 12 secondi. Sono a più 7, quindi potete vedere poca roba. Ok, 9:31. Sottolineo abbastanza. Cerimonia del podio. I suoi festeggiamenti completamente meritati, ha saputo imporre. Ragazzi, restiamo con i piedi per terra, ma pole position anche a Silverstone, raga, una roba devastante. Se tutto va bene, prossimo anno vai di difficoltà reale. Però voglio vedere come va sta gara. Qualifica, hanno fatto un giro pazzesco, veramente. Prossimo anno, se anche sta gara va bene, andiamo di reale. Comunque ormai questo campionato lo finiamo così perché non ha senso cambiare in corsa il livello. Però, mamma mia. Qua ho rischiato tanto però, Mamma mia. Incidente per Navarro. E vediamo un po'. Prossimo anno però l'idea di fare reale c'è, perché abbiamo preso veramente mano. Sono stato soddisfatto, secondo per carità è vero che è una moto devastante, perché però non mi aspettavo a Silverstone un super pole così. Adesso vediamo se in gara riesco a confermare le buone cose. La sfida è sempre con Clark, non c'è niente da fare, è devastante Clark. Il campione in carica. Vai, spacca fuori tutti. Il Kuma deve dominare questa fottutissima gara. Statistiche scandalosamente stupende per Veneziano. Al secondo anno ha una media vittoria stile quella di Valentino Rossi appena arrivato. Super Kuma, fantastic, Kuma, fantastic. Però Kent in gara sembra avere un passo superiore, mamma mia, scodata come indiana pericolosissima. Kent a un secondo. Si lotta qua, si lotta. Attenzione, sto prendendo diverse posizioni adesso. La cosa non mi piace, il podio deve essere il minimo. Mamma mia come sta volando Kent. Mamma come vola Kent. Gara di casa anche per Kent. Giro record di Clark. Vediamo se riesco a fare io il giro record.
Non penso, però. Infatti. E qua che ho preso la qualifica, ho indovinato. Questo settore qua. Devo arrivare minimo secondo, Attenzione al quarta. Il quarta vola. Devo rompere le palle. Ancora si guarda quarta. Si guarda la shell, ragazzi. Scusate un attimo, ragazzi. Porca miseria. Ok. Scusate, scusate, sorry. Mamma mia, Kent, come vola il porco di Kent. Occhio, lunga, no, per fortuna no. Una tensione, ragazzi, incredibile, non posso sbagliare. E devo comunque anche andare veloce perché devo anche... Non posso permettermi di gestire perché ho Vasquez e il quarta molto vicini. E Kent purtroppo se ne sta andando. 2 secondi e 6. Mamma mia, sono tutti stravicini. E la Paul mi ha forse illuso di vincere tranquillo, ma non è così. Siamo secondi e in sofferenza. Vasquez continua a rompere i maroni. Ormai per la vittoria, salvo errori suoi. Fastest lap di Kent. Il giro record non arriva. Il secondo posto comunque può andare bene, beh. Mamma quanto ho rischiato. Oddio. No, Vasquez mi supera. Mi ha superato Francuzzo Vasquez. Non posso perdere neanche un punto. Bravo veneziano, bravo. Mi sei piaciuto. Really good, really good. Dai, meno secondi, almeno perdiamo il meno possibile. Dobbiamo fare come fa Kent. Se non arrivi primo, arrivi secondo. Mamma... No, Vasquez. Ma cosa fa Vasquez? Cazzi tuoi, ho rischiato tantissimo, però mamma mia, se ho rischiato. La classica porcata di Francuzzo. Andiamo a casa, cazzo, andiamo a casa. Andiamo a casa col secondo posto, va bene così. Quanto sto soffrendo, fioi. Non potete capirlo. Mi butta fuori il quarta, pazzesco. Indescrivibile quello che è successo. Lo schifo più totale, signori. Rischio di perdere qua il mondiale. Incredibile. Ho perso un secondo posto strameritato. Adesso devo rischiare il tutto per tutto. Guarda che schifo. Che furto, signori, che furto. Una cosa vergognosa a Silverstone. Una cosa senza precedenti. Il veneziano si uccide. Non ho parole, qua ragazzi è una vergogna, una vergogna. Vergogna pura. Al parco chiuso per assistere. Sprofondo a meno 8. Questa è la MotoGP, ecco perché è difficile anche a qualsiasi livello, cioè... Basta o niente e sei fuori.
Vabbè ragazzi, un saluto dal comandone veneziano, molto amareggiato. Ciao!